attentato sul bus di Milano, mamma annuncia controlli più serrati sugli autisti, il casellario giudiziale sarà chiesto non solo ai dipendenti diretti ma anche a quelli delle aziende in appalto. Operazione della Guardia di Finanza di Pordenone, scopre una maxi truffa a livello nazionale sulla vendita di auto di lusso, in Veneto 210 raggirati, vetture mai viste dopo aver versato consistenti anticipi. In 50.000 da tutta Italia a Padova per la manifestazione nazionale di Libera, avviso pubblico contro le mafie. Don Ciotti sul palco, la mafia c'è anche qui, il nemico non sono i migranti ma usura e corruzione. Dal Viminale l'ufficialità, Maurizio Dalle Mure lascia la guida della questura di Treviso, il 26 marzo in città arriverà l'attuale questore di Lucca, Vito Montaruli. A Montebelluna ha siglato un protocollo fra Rete Ferroviaria Italiana, Comune e MOM per la riqualificazione della stazione dell'autostazione, un progetto contro il degrado. Il passaggio a livello di via Martarella Vittorio Veneto potrebbe essere chiuso, la protesta della gente, il quartiere così rimarrebbe isolato. Entra nel vivo la 14ª edizione di Cortinametraggio, oltre 600 tra videoclip e cortometraggi arrivati in selezione. Buonasera, ben ritrovati, edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano il dirottamento ieri a Milano di uno scuolabus, poi dato alle fiamme con a bordo 51 studenti. Oggi ci si chiede come sia possibile che l'autista con precedenti penali alle spalle potesse trovarsi alla guida del mezzo, e alla luce dei fatti di Milano MOM annuncia un giro di vite per i servizi dati in subaffidamento. Sentiamo di che cosa si tratta. Le grida d'aiuto, poi quel ti amo, urlato al telefono da una studentessa durante la fuga tra le auto. Immagini da film, le hanno definite gli inquirenti, e quanto accaduto ieri a Milano in effetti sembra tratto da una sceneggiatura cinematografica. Il terrore vissuto dai 51 studenti a bordo dello scuolabus, dirottato e poi dato alle fiamme da un 47enne senegalese, cittadino italiano dal 2004, sono racchiusi in queste immagini. Solo il coraggio di alcuni ragazzi a bordo che hanno chiamato i genitori raccontando quanto stava accadendo e il tempestivo intervento dei carabinieri hanno evitato il peggio. Ma a pesare come un macigno sull'intera vicenda è il passato dell'uomo. Nel 2007 una denuncia per guida in stato di ebbrezza e nel 2011 una condanna per molestie sessuali nei confronti di una minorenne. Ora molti si chiedono come sia possibile che con questi precedenti alle spalle fosse alla guida di uno scuolabus. Inevitabilmente ci si interroga sulle misure di controllo e sicurezza adottate dalle aziende di trasporto locale, e MOM annuncia subito un ulteriore innalzamento dell'attenzione per quanto riguarda il personale dei servizi dati in subaffidamento, proprio alla luce di quanto accaduto a Milano. Questa mattina abbiamo chiesto dalle ditte che si fanno questa tipologia di servizio la certificazione per ogni dipendente che fa l'autista in tali servizi. Dunque, nonostante la legge non preveda l'obbligo di avere il casellario giudiziale in caso di subaffidamento, MOM ha deciso di chiederlo ugualmente, prassi già in uso per il proprio personale. L'assunzione in generale degli autisti MOM avviene ovviamente con i requisiti di idoneità fisica e psicotecnica, ma chiediamo anche il certificato generale di carichi pendenti, quindi anche il giudiziale. L'attenzione, comunque, sottolinea il presidente MOM, è sempre stata alta, anche prima del caso di Milano. Se abbiamo qualche comportamento particolare noi facciamo l'indagine immediatamente, su questo siamo attenti e siamo sempre stati attenti. Un atto terroristico dietro al gesto del 47enne che avrebbe voluto vendicare i tanti migranti morti in mare. È un caso isolato, dobbiamo dialogare per andare tutti nella stessa direzione, dice Abdelhak Ezraji, referente della comunità marocchina in Veneto. Mamma, Dimmi. mamma, siamo in un film, ci stanno uccidendo. Ci stanno uccidendo, ci stanno portando in un posto sconosciuto, non sappiamo dove ci portano. È la drammatica telefonata alla mamma di uno degli studenti a bordo dello scuolabus al momento del dirottamento. Lo stesso ragazzino poco dopo chiama il 112, angosciante il suo racconto di quanto sta accadendo. Il prof è davanti, è tipo in ostaggio. Ma chi è che vi sta tenendo in ostaggio? Sono i guidatori, ha un coltello in mano, veloce, c'è per terra della benzina, non riusciamo più. Mi servono altre indicazioni. Certo signore, però la prego, chiama qualcuno, non è un film questo.
Abbiamo 12 anni, non possiamo perdere la vita in stai tranquillo. Sì, sta andando verso la campagna. Sono attimi concitati nel bus mentre il 47enne minaccia i ragazzini prima di incendiare il mezzo. L'uomo ora è in carcere con l'accusa di sequestro di persone e tentata strage con l'aggravante del terrorismo. Un lupo solitario secondo gli inquirenti, nessun legame con l'ISIS. Dietro al gesto, stando a quanto si sta ricostruendo, l'intenzione di richiamare l'attenzione sui tanti migranti morti durante le traversate. A bordo dello scuolabus l'autista avrebbe infatti tirato in ballo l'ultimo episodio della nave Ionio, ma avrebbe anche detto: sono stanco di vedere bambini mangiati dagli squali in mare. Si è sfiorata la strage a Milano e la vicenda alza la tensione e ripropone il rischio terrorismo anche in Italia. È un caso isolato, non rappresentano i immigrati di origine musulmana, quindi dobbiamo lavorare molto sul dialogo, su come dobbiamo camminare insieme. Dialogare andando nella stessa direzione, secondo Kezraji, la parola d'ordine in un momento delicato come questo. Da una parte e dall'altra parte ci sono persone che in qualche modo vogliono lavorare per creare questo conflitto, questa lontananza, e noi dobbiamo stare molto attenti. La comunità musulmana è sempre pronta a collaborare con le forze dell'ordine, aggiunge poi Kezraji. I nostri figli frequentano le scuole, siamo a 360 gradi spalmati sulla società italiana, e quindi io vedo che tocca l'Italia, tocca a noi. Ed ora l'incontro che si è tenuto questa mattina nella sede della provincia di Treviso per discutere del nuovo piano socio-sanitario regionale. Sono emersi i timori degli amministratori locali sul rischio che vengano meno i servizi territoriali assistenziali ai cittadini, soprattutto più fragili. Siamo molto preoccupati per il nostro sistema socio-sanitario, e sottolineo la parola socio perché è una particolarità veneta quella di un sistema così fatto, che ha funzionato bene. Sono stati proprio gli amministratori locali, sindaci, assessori, consiglieri comunali, ma anche sindacati e associazioni a portare le loro preoccupazioni all'assessore regionale Emanuela Lanzarin e al direttore dell'area sanitaria della regione Veneto Domenico Mantoan nell'incontro organizzato dall'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana. Il rischio che vengano modificati o vengano a mancare quei servizi territoriali finora garantiti alle fasce più fragili è ciò che in un momento di riforma del sistema sanitario veneto più preoccupa chi ogni giorno è a stretto contatto con i cittadini. Se vogliamo che ci sia meno gente che passa e che sta in ospedale, il servizio deve essere dato dove sta, cioè a casa o comunque vicino a casa, e su questo punto magari è quello nel quale ci può essere più difficoltà a dare bene, a rispondere efficacemente a quello di cui le persone hanno bisogno, che non sia l'attenzione solo concentrata sullo spendere meno, perché se lo spendere meno in qualche modo compromette il servizio, questo ci preoccupa. E nel sistema, avverte Maria Rosa Barazza, si sentono già i primi scricchiolii. Tutto legato alle risorse ovviamente, quindi è ovvio che qualche criticità già si manifesta. La sfida futura è quella dell'assistenza agli anziani, e le formule organizzative contenute nel nuovo piano sociosanitario pensiamo possano dare le risposte necessarie. Così il direttore dell'area sanitaria della regione Veneto Domenico Mantoan, che spiega poi come le idee debbano essere messe in pratica dalle persone, e qui sta la seconda sfida. Il piano è basato sui distretti, sui 26 distretti. Abbiamo dato enormi competenze e responsabilità ai distretti, dobbiamo trovare le persone giuste che vadano a dirigere i distretti. E a proposito di assistenza sul territorio, tra le osservazioni portate durante l'incontro, quella di chi chiedeva a che punto fosse il progetto della medicina di gruppo integrata. L'idea di un team per l'assistenza primaria rimane, ha chiarito Mantoan, ma quella formula contrattualistica è superata perché non è riuscita a dare i risultati sperati. Dobbiamo, ha continuato, trovare altre soluzioni come quella dell'accreditamento o di team multiprofessionali in esternalizzazione. Il medico di medicina generale rimane sempre il punto di riferimento delle cure primarie, delle cure territoriali. Intorno a lui ruotano tutta una serie di servizi, lui deve essere in grado però di ricoprire questo ruolo di gestore di tutta una serie di servizi al servizio della cronicità e della fragilità.
Una giornata intensa oggi a Padova, dove si è svolta la manifestazione nazionale organizzata da Libera e Avviso Pubblico contro la mafia in memoria di tutte le sue vittime innocenti. Grande il messaggio lanciato dal palco da Don Ciotti, ecco il racconto della giornata. Giornata della memoria dell'impegno, in ricordo delle vittime innocenti della mafia, che chiedono verità e giustizia, verità e giustizia. Libertà e giustizia, il grido lanciato da Padova. Oltre 50.000 persone hanno preso parte alla 24esima giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Guidati dal leader di Libera Don Luigi Ciotti, studenti, bambini, familiari delle persone uccise dalla mafia hanno manifestato contro l'illegalità, contro la malavita organizzata, per chiedere giustizia. È la prima volta a Nord-Est per questo grande evento, per testimoniare che nessun posto in Italia è immune dalla presenza della mafia. Come in tutti i territori del nostro paese la presenza mafiosa c'è, non dobbiamo vergognarci di questi, ma dobbiamo lottare perché la presenza mafiosa che si sta radicando deve essere cacciata via. Tra le migliaia e migliaia di persone anche una delegazione di Eraclea, il comune veneziano, al centro di una delle ultime operazioni in Veneto contro le infiltrazioni mafiose, che ha portato all'arresto del suo sindaco. Uno striscione enorme rappresentante la bandiera della pace ha aperto il lunghissimo corteo partito da Piazzale Boschietti e arrivato in Prato della Valle. La mafia si combatte con la scuola e con il lavoro, ha detto Don Ciotti, ricordando tutte le vittime della mafia. I loro nomi sono risuonati in Prato della Valle accompagnati dai violini. Il momento più emozionante. Ciro Colonna, Luigi Luciani, Aurelio Luciani, Daphne Caruana Galizia. Il nemico non sono i migranti, sono le mafie, la corruzione, l'usura, la mancanza del lavoro, le povertà, le insufficienze delle politiche sociali. Questo. E allora le aree grigie delle mafie sono queste aree grigie. Sono prima di tutto vuoti di democrazia. Siamo ora alla cronaca. False immatricolazioni ed evasioni su auto di lusso truffate in Veneto, 210 persone, 57 nella Marca, che versato consistenti anticipi non hanno mai visto le vetture. La Guardia di Finanza di Pordenone ha condotto l'operazione nella quale sono state scoperte un'evasione fiscale pari ad oltre 30 milioni di euro, immatricolazioni fraudolente nel commercio online di auto di lusso per un totale di oltre 2 milioni e un sodalizio criminoso responsabile della truffa di 835 persone in 18 regioni italiane. Le indagini della durata di circa 2 anni hanno portato al fermo di 5 persone e all'ingente sequestro di immobili a valori in tutta Italia per oltre 5 milioni di euro. Gli indagati sono 18 e sono accusati per reati fiscali, di associazione a delinquere, truffa e falso materiale e ideologico. Dal Viminale l'ufficialità. Maurizio Dalle Mura lascia la guida della questura di Treviso. Il 26 marzo in città arriverà l'attuale questore di Lucca, Vito Montaruli. Si impegnano affinché i fenomeni delittuosi che portano a questa percezione diversa rispetto ai numeri siano il possibile contenuti. L'impegno sarà massimo. 23 novembre 2016, le parole di Maurizio Dalle Mura nel suo primo giorno operativo da questore di Treviso. 2 anni e 4 mesi dopo tocca a lui lasciare le redini della polizia della Marca. Lo farà il 26 marzo prossimo, quando giungerà il nuovo questore Vito Montaruli. È ufficiale il cambio della guardia al vertice della polizia trevigiana. Dalle Mura andrà a guidare la questura di Lucca, proprio la città dalla quale proviene Montaruli.
Laureato in giurisprudenza, in polizia dal 1987, prima esperienza a Vibo Valentia, subito impegnato nella lotta ai sequestri di persone in Calabria, poi a Matera, dove ha guidato anche la Digos, la divisione polizia anticrimine a Parma e Potenza, vicario del questore di Lecce dal 2012 e alla guida della questura di Lucca dal 2017. In un territorio, quello della Marca, che ormai deve fare i conti quotidianamente con i tentacoli della criminalità organizzata, arriva un dirigente che il tema lo conosce molto bene, essendo coautore del volume I contratti pubblici nella legislazione antimafia e autore del testo Lo scioglimento degli organi elettivi negli enti locali per infiltrazioni della criminalità organizzata. Nel frattempo, Dalle Mura prepara il suo ultimo impegno nella Marca, la gestione della sicurezza in un weekend complicato, vista la 3 giorni della festa della Lega e l'arrivo di Matteo Salvini. Ma per chi ha coordinato con successo l'ordine pubblico e la sicurezza antiterrorismo durante l'Oceanica adunata degli Alpini 2018 a Treviso, non dovrebbero esserci problemi. 2 anni nei quali Dalle Mura ha dovuto soprattutto affrontare l'emergenza, poi via via ridimensionatasi, degli arrivi dei migranti negli hub trevigiani e il tentativo di dare risposta alla crescente percezione di insicurezza dei cittadini contro furti e rapine, con in primo piano il presidio del territorio, come ribadiva in quel novembre 2016, il suo primo giorno a Treviso. Il territorio per me è fondamentale, è normale che sia così. Grave incidente sul lavoro questa mattina a Cessalto, all'interno dell'azienda specializzata nella produzione di impianti per la lavanderia. Un operaio di 58 anni residente a San Donà è stato colpito alla testa, sembra da una sbarra o da un carico. Sul posto sono intervenuti gli uomini del SUEMER 118 che lo hanno trasportato all'ospedale di Treviso. La prognosi resta per ora riservata. Sul posto anche i tecnici dello Spisal per svolgere gli accertamenti del caso. A Montebelluna ha siglato un protocollo fra Rete Ferroviaria Italiana, Comune e MOM per la riqualificazione della stazione e dell'autostazione, un progetto ambizioso che punta a trasformare l'immagine della stazione finita di recente al centro di numerosi episodi di vandalismo e di degrado. Sentiamo. Ognuno farà la propria parte e presto la stazione ferroviaria e l'autostazione di Montebelluna verranno riqualificate. L'arrivo dell'opera più attesa in città, cioè del sottopasso ferroviario in piazza 4 novembre, obbliga a rivedere la viabilità. Si potrà in futuro solo entrare dal viale della stazione all'area dei servizi di trasporto pubblico e l'uscita dovrà invece essere trovata in via Risorgimento. Ergo questa diventa la grande occasione per riqualificare e rigenerare dal punto di vista urbanistico sia la stazione dei treni sia la stazione delle corriere. La MOM provvederà a sistemare marciapiedi e pensiline, non solo, ma presto arriveranno nuovi mezzi Euro 6 ma anche elettrici. L'accordo raggiunto con RFI e con MOM ci consente di pensare in futuro a una stazione di stile austriaco, quindi un luogo frequentabile in un contesto decoroso e soprattutto all'insegna della sicurezza attraverso il sistema della videosorveglianza e soprattutto accessibile ai disabili motori. In azione anche le ferrovie che hanno spiegato come Montebelluna sia considerata strategica. L'obiettivo prevede la riqualificazione e la piena fruibilità della stazione da parte di tutti i viaggiatori. Questa riqualificazione consiste tipicamente, come facciamo per tutte le stazioni che rientrano nel nostro piano nazionale Easy Station, in un innalzamento dei marciapiedi, in un attrezzaggio con ascensori che portano dal sottopasso, collegano al marciapiede, e l'individuazione di percorsi tattili per ipovedenti e anche per l'abbattimento di ogni barriera architettonica che porta dal parcheggio al treno e viceversa anche chi ha disabilità motorie. Non solo, ma ciascuno nelle aree di competenza assicureranno l'implementazione del sistema di videosorveglianza attraverso telecamere e software di nuova generazione. Insomma, una rivoluzione importante anche sul fronte del turismo. Noi abbiamo acquistato dalle ferrovie italiane la fonda ferroviaria per trasformarla in una grande pista ciclopedonale che ci collegherà a Nervesa della Battaglia e con altre vie al Montello. È evidente che anche per il cicloturismo avere una stazione dei treni riqualificata è un elemento di attrazione. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Siamo tornati nuovamente in studio ed ora ci spostiamo a Vittorio Veneto, dove il passaggio a livello su via Martel potrebbe presto essere chiuso. La protesta della gente del quartiere così rimarrebbe isolato. Sentiamo. Non ci stanno i cittadini, l'annunciata chiusura del passaggio a livello di via Martel non va proprio giù.
In comune è stata già consegnata una petizione con oltre 350 firme, ma a quanto pare la decisione sembra essere stata presa. Così la gente ha deciso di chiamarci. Il quartiere, dicono, rimarrebbe isolato. La chiusura comporta che il traffico non è indifferente attraverso questa strada, viene scaricato sulle strade limitrofe con disagio per gli abitanti e con aggravio di traffico, tra l'altro in via del lavoro, per la quale era stata fatta la bretella qua parallela che serviva principalmente per scaricare il traffico di via del lavoro. Questa strada snellisce sia per il nord che per il sud. Quindi andrebbe ad appesantire il traffico in quelle zone? Lo blocca proprio, questa è una valvola di sicurezza che fa. Chi viene dal nord sa che c'è il blocco e va di qua, prende questa strada. Chi viene dal sud è la stessa cosa. Lungo questa via ci sono scuole, centri sportivi, aziende e negozi. La chiusura costringerebbe tutti a dover fare un giro più lungo in una strada, dicono, pericolosa. Abitate in zona? Lei è una mamma? Sono una mamma di 2 bambine che vanno a scuola qua in zona e anche a catechismo, che la chiesa è qua, quindi non è giusto che ci chiudono. Io passo qua ogni mattina o per andare a prendere il pane o per fare la spesa con una bambina col passeggino. Se devo fare tutto il giro, la strada è stretta, il marciapiede o ci sta il passeggino o ci sta comunque una persona. Andare su per la via del lavoro, che è la strada sopra, che è statale, che là è un traffico del demonio. Non so come che si fa a entrare in avanti in Rio, insomma. Guardi anche il pulmino, questo pulmino che giro fa dopo? Qui i bambini. Una battaglia che i cittadini non vogliono perdere. La soluzione, dicono, al comune, noi l'avevamo data. Avevamo detto al comune che ci sarebbero altri 3 passaggi livelli da poter chiudere. E in tutti questi 3 passaggi livelli c'è stato dato picche per un motivo, per l'altro, per l'altro. Ha detto no. Per lui è solo questo. Cosa farete ora se il comune decide invece di chiuderlo? Metto le macchine di traverso. Metto la macchina attraverso i binari, così fermo anche le ferrovie. Daniela Sogliani è il nuovo manager dei musei di Treviso. Il sindaco Mario Conte ha infatti designato la storica dell'arte, laureata in lettere moderne con indirizzo storico-artistico e dottore di ricerca in storia delle arti. Daniela Sogliani, oltre ad essere autrice di numerose pubblicazioni scientifiche a partire dal 1995, ha coordinato l'organizzazione di oltre 30 esposizioni d'arte. A partire dal 2006 è stata curatrice di importanti mostre anche fotografiche nella città di Mantova. La nuova manager vanta collaborazioni con i più importanti musei italiani e stranieri, fra i quali il Metropolitan Museum in MoMA a New York e l'Ermitage a San Pietroburgo. Ed ora per la pagina degli spettacoli spostiamoci a Cortina, dove è in corso lo svolgimento della 14ª edizione di Cortina Metrometraggio, il festival d'alta quota dedicata ai cortometraggi e videoclip d'autore. Cortina è regina delle Dolomiti e dei cortometraggi. Da 14 edizioni infatti è casa di Cortina Metraggio, il festival dedicato ai corti e ai videoclip musicali, e da questa edizione anche ai lungometraggi, il festival ideato da Maddalena Maineri. Siamo uno dei pochi festival in Italia che danno spazio al videoclip, non tanto quanto alla musica ma soprattutto alla regia di questi videoclip. È un festival di esordienti, è un festival che cerchiamo di far conoscere questi registi e speriamo che quasi tutti, come ad esempio Alessandro Capitani, possano arrivare al loro lungometraggio. Alessandro Capitani, tornato a Cortina dove propose il suo corto Bellissima, vincitore tra l'altro del David di Donatello. Un festival per vedere ma anche per discutere sul futuro delle immagini nel mondo dell'arte e della comunicazione. Non a caso la stessa Presidente è parte attiva nella sperimentazione delle nuove tecnologie. Ogni cosa per noi è un gradino in alto e cerchiamo sempre di guardare al futuro. E non è un caso che infatti lo slogan di Cortina Metraggio 2019 è proiezione futuro. L'8 dicembre abbiamo girato un VR, proprio un virtual reality su Cortina, e quindi uno volerà su Cortina come se fosse un drone. Immagini ma anche spunti per sceneggiature, come l'ultimo libro di Isabel Rossinova. Una carriera stupenda, fatta di 1000 emozioni ma soprattutto anche di 1000, diciamo così, esperienze. Meglio il cinema, meglio la televisione o meglio scrivere libri? Sono tutti linguaggi ugualmente importanti, ugualmente emozionanti, sia per chi li segue sia per chi poi è protagonista attraverso appunto cinema, teatro e libri.
Non c'è meglio, secondo me, non è una disciplina meglio dell'altra, non è un linguaggio meglio dell'altro, ognuno di questi linguaggi servono per raccontare storie, emozioni, per sottolineare memorie. Ospite d'onore di cortinametraggio, un'icona del cinema, Barbara Boucher. Questo è un bel onore, perché vuol dire dare magari la mano a qualcuno che ne ha bisogno, qualcuno che sa raggruppare in poco tempo quello che vuole trasmettere, e quello magari è più difficile che girare un lungometraggio. Siamo arrivati al termine, vi ricordo fra qualche minuto la nostra trasmissione 20:10, ospiti in studio Federico Caner della Lega e Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle. Questa era l'ultima notizia, io vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati al meteo. L'anticiclone rimane ben saldo sull'Italia, ecco che dunque anche sulle nostre regioni avremo l'ennesima giornata di bel tempo. Nel dettaglio sul Veneto sarà soleggiato ovunque, il cielo si presenterà sereno un po' su tutti i settori, al massimo con qualche velatura sparsa. Temperature minime tra -1 e 5 gradi, massime in lieve aumento, comprese tra 17 e 19 gradi circa. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, il sole sarà prevalente con cielo al massimo poco nuvoloso ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime comprese tra 3 e 10 gradi, massime piuttosto gradevoli, oscillanti tra 19 e 20 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Poche novità, situazione invariata rispetto ai giorni scorsi, con ampio soleggiamento e con qualche nube a carattere sparso. Temperature minime intorno a 1 grado, massime sui 18 gradi circa. Bene, dal meteo è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.